Le ambulanze dei punti di primo soccorso di Bibione, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti saranno equipaggiate di ecografi portatili, apparecchiature ad altissima tecnologia che permettono una diagnosi immediata e precisa attraverso uno scanner progettato per acquisire tutte le sezioni del tronco del paziente, compreso il cuore, con una risoluzione eccezionale nel caso di immagini addominali e polmonari. Informazioni che poi vengono restituite al medico che è presente in postazione e che in questo caso può orientare l'ambulanza nel portare il traumatizzato direttamente al punto di primo intervento piuttosto che in uno degli ospedali di riferimento in relazione alle sue condizioni cliniche. I vantaggi di questo dispositivo in situazioni di emergenza sono evidenti. La rilevazione immediata del problema rende molto più rapido il percorso di cura del paziente, un aspetto fondamentale. Si risparmia nel tempo e il tempo è essenziale quando ci sono situazioni di gravità. Sono i cosiddetti percorsi tempo dipendenti, là dove il tempo è una funzione fondamentale e non relativa per il trattamento del paziente. Gli ecografi portatili sono stati presentati contestualmente al taglio del nastro del punto di primo intervento di Via Maia a Bibione, da oggi ufficialmente attivo per l'estate 2022, ristrutturato e riqualificato con un investimento di 200.000 euro. Tra i mezzi in dotazione, oltre alle ambulanze, ci sono anche dei quad per intervenire in spiaggia e una moto medica per i soccorsi veloci nel traffico nei periodi di vacanza centrali e più affollati di turisti. Questa è una postazione di urgenza e emergenza che garantisce oltre 5.000 prestazioni nel solo periodo estivo in un territorio che conta sui 6 milioni di presenze turistiche da maggio a settembre. In una località come la nostra non può essere dato soltanto una bella spiaggia, un bel mare, i servizi all'interno della località. Il servizio sanitario oggi più che mai è importante e viene avvertito da tutti come una cosa indispensabile.